I carristi lavorano tutto l'anno perché il Carnevale del Veneto a Casale di Scodosia sia sempre sorprendente. Per l'edizione numero 77 presentata nel Palazzo della Provincia di Padova sono previste tante novità, sfilate, balli, incontri, ma sono i ricordi a farla da padrona in conferenza stampa perché spuntano le foto del concorso canoro che allora era strettamente legato al Carnevale. Si chiamava Voci Nuove ed ha ispirato niente meno che il Festival di Sanremo. A condurlo in più di qualche edizione Mike Bongiorno, al famoso Teatro Giorgione, lustro di una cittadina allora molto fiorente anche economicamente. I primi anni la stessa giuria che avevamo noi a Casale di Scodose andava in collaborazione con la giuria di Sanremo. Dunque le due manifestazioni all'inizio erano collegate. E questi sono i personaggi che sono venuti nella storia, dove qua abbiamo Corrado, qua abbiamo degli altri giornalisti, qua c'è addirittura Mike Bongiorno che è venuto a presentare le voci nuove, no? E qua un'altra panoramica sempre di Mike Bongiorno che è venuto più di qualche anno. E in queste foto c'è sempre una persona ritratta, la signora Titti Farinazzo, che era la velina e la presentatrice di Voci Nuove ancora dall'inizio. Decenni dopo lo stesso Mike Bongiorno si commosse a vedere queste fotografie. E lui ha detto: è il periodo più bello della mia vita. Me l'ha ripetuto 2 o 3 volte. Io sono rimasta un po', non mi aspettavo una cosa del genere. Il Carnevale del Veneto oggi si rinnova con la sua 77esima edizione a Casale di Scodosia. Un grande lavoro fatto non solo dai carristi ma da tutti coloro che in questi mesi con grande abnegazione e passione si sono adoperati. È una manifestazione che a Casale di Scodosia ce l'abbiamo nel DNA da tanti anni, oltre al 77esimo anno che siamo arrivati. Naturalmente c'era anche prima come antichità e ho voluto oggi apposta portare delle immagini storiche del nostro carnevale per dare anche l'importanza che è stato per noi il Carnevale del Veneto. Ogni anno le novità sono i carri allegorici perché vengono allestiti ogni anno dai nostri maestri costruttori. Poi ci sarà tanta animazione sul palco, quindi noi collaboreremo con varie radio e spettacolo brasiliano, poi ci saranno tante novità che scoprirete se verrete a Casale di Scodosia. Le date del Carnevale di quest'anno sono 16-23 febbraio, 2 marzo e dopo il Carnevale dei bambini è martedì grasso 4 marzo.